Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Oggi giornata molto importante per due motivi sostanzialmente. Da una parte ci sono i dati dell'emergenza coronavirus che vanno visti e monitorati con grande attenzione perché qualcosa sta cambiando. Abbiamo visto anche i DPCM, abbiamo visto le scelte del governo che stanno cambiando la nostra vita quotidiana per il prossimo mese, si spera non oltre, però i rischi di un ritorno forte di questa epidemia ci sono tutti e sta solo a noi, alle nostre abitudini, ai nostri cambiamenti negli stili di vita, se riusciremo a sorpassare indenni questa fase molto delicata. Dall'altra parte c'è tutta una serie di notizie che riguardano la politica quella non delle parole ma la politica dei fatti, perché oggi si insedia il nuovo Consiglio regionale del Veneto. Noi siamo già collegati con Palazzo Ferrofini dove c'è la nostra Ilaria Marchiori che fra un po' ci spiegherà l'ordine dei lavori, ci racconterà cosa sta succedendo. Avremo anche ospiti con lei, alcuni dei consiglieri, magari uno dovrebbe essere un volto noto, un altro invece un volto molto nuovo della politica veneta. Oggi si insedia il Consiglio regionale, dicevamo, oggi si deciderà il presidente del Consiglio regionale, si decideranno i capigruppi, si parte un po' con tutta la macchina amministrativa e quello che succederà oggi probabilmente porterà, si spera, nelle prossime ore, anche se non sappiamo quando, alla ufficializzazione della giunta di Luca Zaia. Quindi sappiamo che oggi dovrebbero esserci poi tutti i lavori di surroga dei consiglieri che diventeranno assessori e verranno sostituiti da altri consiglieri, quindi tutta una situazione in divenire di cui potremo darvi conto. Poi alle 13 vi faremo vedere in diretta qui su Rete Veneta l'inizio dei lavori del Consiglio, l'insediamento del Consiglio. Dovrebbe esserci un discorso di Zaia ma non sappiamo ancora esattamente. Noi vediamo già Ilaria Marchiori, non sappiamo se siamo in grado di parlare con loro. Lei vediamo già, ecco, Giacomo Possamai, che sappiamo essere il capogruppo del PD in Consiglio regionale, quindi forze fresche, giovani in Consiglio regionale. Buongiorno Ilaria, ci sentite? Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo qui in Consiglio regionale in attesa dell'inizio di questa prima giornata del nuovo Consiglio. Il presidente uscente oggi, Roberto Ciambetti, eleggerà, ha convocato il neoconsiglio eletto. Ci sarà l'elezione del presidente, i due vicepresidenti e i due consiglieri e segretari. Come hai anticipato qui insieme a me c'è proprio una forza giovane, una new entry che è Giacomo Possamai, darà delle preferenze a capogruppo del PD in Consiglio regionale. Giusto Giacomo Possamai? Buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori. Insomma, sì, ho l'onore di essere capogruppo del gruppo del Partito Democratico. Da oggi insomma parte questa consigliatura. Oggi il primo appuntamento in cui voteremo le cariche istituzionali e dalla settimana prossima immagino che comincerà invece la discussione sui temi con la presentazione delle linee programmatiche. Ecco, immagino che lei avrà già delle idee, dei temi caldi da discutere e da portare in Consiglio. Beh, che poi sono quelli di cui abbiamo discusso ampiamente anche in campagna elettorale, dalla sanità ai temi dell'ambiente, ai temi dei trasporti, insomma tantissime le questioni sul tavolo. Vedremo la settimana prossima, quando verrà appunto presentata la Giunta, quali saranno le proposte per questo quinquennio. Ovviamente noi presenteremo le nostre da opposizione, ma da opposizione insomma che fa proposte. Ecco, il precedente Consiglio regionale è stato definito un po' il Consiglio dei record per i numeri e per anche le situazioni che si è trovato a fronteggiare. Lei cosa si aspetta da questi 5 anni? Mi aspetto sicuramente 5 anni in cui l'equilibrio all'interno del Consiglio è evidentemente molto sbilanciato, nel senso che siamo 40 consiglieri di maggioranza e 10 di minoranza, ma politica non si fa soltanto in Consiglio. Certo è fondamentale l'attività consigliare istituzionale, ma si fa anche fuori dalle aule, per cui ci sarà un grande lavoro da fare per costruire un'alternativa e questa si fa
in mezzo alle persone, si fa facendo appunto attività politica sul territorio. Ecco, lei è molto giovane, dunque in qualche modo il fatto che magari possa avere meno esperienza di altri la spaventa o lo considera una sorta di benzina per dare anche un nuovo volto? L'esperienza si costruisce sul campo. Io ho avuto la fortuna di fare attività amministrativa nella mia città, Vicenza, negli anni scorsi, ma soprattutto dentro un gruppo consigliare, dentro l'opposizione ci sono anche tantissime persone che hanno un'esperienza lunga e importante, per cui sarà un lavoro di squadra tra chi ha più esperienza e più storia e chi come me invece inizia oggi questa avventura. Ecco Ferdinando, avete sentito dunque le prime battute da parte di Giacomo Possamai, quindi se non ci sono altre domande in questo momento non c'è nessun altro che ci possa raggiungere per questo collegamento, dunque in attesa delle ore 13 quando appunto sarà convocato tutto il neoconsiglio. Sì. Ilaria, allora scusami, c'è un breve ritardo Dimmi. qui fra noi di Bassano e Venezia, ma lo risolviamo facilmente. Allora Ilaria, ti chiederei di fare una domanda a Possamai, che tra l'altro il giorno dello spoglio era qui con noi, prima a Bassano e poi sappiamo insomma è stato ospite a Rete Veneta per approfondire i temi del momento elettorale. Adesso lui aveva parlato delle prime cose da fare, della lista dei primi interventi, tutte cose che erano relative al momento elettorale. Adesso lui è lì, è capogruppo. Io vorrei fare una domanda all'uomo Possamai, chiedergli quali sono le sue emozioni in questo momento così particolare per la vita sua ma anche per la vita della regione, del paese. Certo, mi chiedono dallo studio quali sono le sue emozioni, cioè non da politico ma da uomo, anche in questo particolare momento politico che si sta trovando ad affrontare e non solo politico, con tutto quello che ci riguarda a proposito delle restrizioni, delle nuove norme per quanto riguarda il Covid. Sì, certo che c'è emozione, è come un po' come il primo giorno di scuola da questo punto di vista e devo dire trovarsi in Consiglio regionale in uno dei momenti più complicati per il nostro paese e per la nostra regione sicuramente da tanti decenni a questa parte è un carico di responsabilità in più, è un impegno in più, ma insomma davvero la voglia di onorarlo fino in fondo e di fare bene questa attività c'è tutta, per cui ci impegneremo in questi 5 anni, a maggior ragione in un tempo così difficile anche nella gestione dell'emergenza coronavirus. Ecco. Molto bene, Sei Ilaria. soddisfatto della risposta, Ferdinando? Sì, ma sappiamo che Giacomo Possamai, che conosciamo bene, farà il suo, farà la sua parte di sicuro in questo momento così delicato per il Veneto. A lui, come tutti agli altri consiglieri eletti, vanno i nostri auguri, il nostro in bocca al lupo, perché insomma ci sarà molto da lavorare nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Certamente gli auguri e un in bocca al lupo a tutti da parte anche dello studio e dello staff di Rete Veneta. Giacomo Possamai lo ringrazio anch'io per essere stato con noi. Se non ci sono altre domande restituisco la linea allo studio perché stanno iniziando ad arrivare un po' tutti, dunque anche noi iniziamo a posizionarci. Benissimo, allora Ilaria, noi vi restituiamo la linea. Quando passerà magari uno dei bassanesi, quindi che so, un Nicola Finco o qualche altro consigliere qui del nostro territorio, siamo pronti a riaccogliervi, quindi diretta. Certamente, grazie. Torniamo in studio, torniamo in diretta, siamo a Focus TG. Allora, abbiamo sentito le prime parole dal Consiglio regionale del Veneto, sono quelle di Giacomo Possamai, consigliere regionale del Partito Democratico. Tra l'altro si è saputo questa mattina che sarà capogruppo del PD in Consiglio regionale, visibilmente emozionato perché l'abbiamo visto in altre interviste, in altre situazioni, nei nostri servizi, insomma è uno dei punti di riferimento politici per il territorio, un po' più spigliato, passateci il sorriso di questa situazione, vederlo un po' ingessato così al primo giorno di scuola vuol dire che l'emozione dell'ingresso nella macchina politica importante, perché Palazzo Ferrofini insomma è dove nasce tutta l'attività del Veneto, le leggi nascono in quella sede, vuol dire che l'emozione la sentono un po' tutti. Dovremo avere fra poco altri collegamenti
da Palazzo Ferrofini con altri rappresentanti, con altri consiglieri regionali, magari neoeletti, oppure vedremo qualche volto storico. Noi invece torniamo qui in studio, ricordiamo che tutto quello che state vedendo è anche sulla nostra pagina Facebook e anche sul sito reteveneta.it appena rinnovato, implementato per poter essere utilizzato al meglio anche sui cellulari, sugli smartphone, ovunque voi siate, quindi quello che passa qui lo potete vedere dovunque, poi tutto è caricato su YouTube, quindi si può rivedere con calma in qualsiasi momento. Questo era il primo collegamento da Palazzo Ferrofini, vediamo se arriva qualcuno di noto. Ecco, allora noi lo vediamo da qui che sta arrivando Nicola Finco, aspettiamo un attimo prima di dare la linea a Palazzo Ferrofini, Ilaria Marchiori di nuovo, e nel frattempo possiamo dirvi questo, che alle 13 avremo in diretta l'insediamento vero e proprio, quindi l'inizio dell'attività del Consiglio. Ci sarà la nomina dell'elezione del nuovo Presidente del Consiglio, dovrebbero arrivare i capigruppo, ci aspettiamo un discorso di Zaia, vediamo se arriverà, insomma giornata importante dalla politica. Allora torniamo a dare la linea a Ilaria Marchiori da Palazzo Ferrofini con Nicola Finco. Se prima avevamo un volto nuovo della politica, adesso abbiamo un consigliere che pur essendo giovane ha già una grande esperienza di politica regionale. Portiamo i nostri saluti al consigliere Finco, buongiorno. Sì, buongiorno, eccoci qui, è arrivato il consigliere Nicola Finco, ti portano tutti i saluti dallo studio, un politico che ha già una certa esperienza, una sua esperienza, e che quindi approccia questo nuovo consiglio con già un buon bagaglio. Sì, per me questo è l'inizio della terza legislatura e insomma adesso stiamo accogliendo i nuovi consiglieri, gli stiamo spiegando le prime cose e tra un poco più di un'ora voteremo il nuovo Presidente del Consiglio regionale e anche il nuovo ufficio di presidenza, che avrà il ruolo principale di gestire i lavori di questa assemblea e di indicare anche nelle prossime settimane, attraverso il voto dei consiglieri, i nuovi presidenti di commissione. Ricordiamoci che ci sono 6 commissioni divise per aree tematiche che poi vanno ad approfondire i singoli provvedimenti di legge che arrivano su proposta o dei consiglieri o della giunta regionale. Ecco, ricordiamo anche che il precedente consiglio di cui lei Finco ha fatto parte è stato definito un po' il consiglio con dei record, perché ci sono stati numeri da record e anche fronteggiate situazioni che si possono definire da record come non capitava da anni e anni. Certamente, ma questo è anche il messaggio che ci ha lanciato il Presidente Zaia. Dobbiamo mantenere i numeri e l'operatività del precedente Consiglio, quindi un Consiglio che ha veramente legiferato tanto, ha riformato tutti i settori della pubblica amministrazione della Regione del Veneto, ma soprattutto ha affrontato tante emergenze, ovviamente in ultima quella del Covid, ma ricordiamoci anche delle tante emergenze ambientali, dai FAS alle alluvioni, a Vaia, insomma le tante emergenze che questo Veneto ha purtroppo subito negli ultimi 10 anni, ma penso che abbiamo dimostrato di avere una pubblica amministrazione e soprattutto una guida a livello regionale che funziona e soprattutto un'amministrazione di qualità, visto che siamo stati premiati con quasi il 77% dei consensi. Ecco, che cosa si aspetta da questi 5 anni? Saranno anni ovviamente difficili a causa di quello che stiamo vivendo in questi mesi. Punteremo molto ovviamente sugli investimenti nella sanità, nel sociale, nella famiglia, ma soprattutto ricordiamoci che dal 2021 partirà la nuova programmazione comunitaria, quindi nuovi fondi che arriveranno dall'Unione Europea che assieme a fondi regionali e statali serviranno per supportare le nostre imprese e tutti i settori economici, ma anche per aiutare tutte le fasce sociali. In particolar modo in questo momento noi pensiamo ai tanti lavoratori che stanno perdendo il posto di lavoro. In Veneto negli ultimi mesi, causa Covid, sono circa 60.000 i posti di lavoro che sono saltati e su queste fasce noi dovremo lavorare per supportare le famiglie, per supportare le imprese, perché il Veneto ovviamente non è una terra che piange e reclama risorse, ma una terra che chiede di poter lavorare e quindi dobbiamo dare tutte le condizioni, dobbiamo mettere le nostre imprese nelle condizioni di poter continuare a lavorare, perché chi lavora oggi permette ovviamente di creare posti di lavoro e quindi di supportare l'economia di questo territorio. Ecco, avete sentito dunque in sintesi quello che ci si aspetta nei prossimi 5 anni, che si aspetta il consigliere Finco, quello che è stato anche il lavoro del precedente Consiglio. Ci sono altre domande dallo studio, altrimenti io restituisco la linea. Ilaria, ti faccio una domanda. Allora, abbiamo chiesto prima al consigliere Possamai, all'uomo Possamai, se è emozionato, lo chiediamo anche a Finco che non
Non è la prima volta che si trova a fare il primo giorno di scuola a Palazzo Ferrofini, però vorremmo capire come la sta vivendo lui. La domanda che abbiamo fatto anche prima a una new entry del Consiglio, Giacomo Possamai: come si sente l'uomo finco, non il politico? Le prime emozioni, sebbene una terza legislatura, però comunque c'è anche un nuovo inizio con anche nuove persone e soprattutto con una pandemia che è già iniziata ma che ci si troverà ad affrontare con le conseguenze del caso. Quindi le emozioni di questa giornata? Ma diciamo che al terzo mandato, più che un'emozione, ci si sente sempre una grande responsabilità. Dobbiamo sempre, l'uomo che ha un ruolo all'interno di un ente pubblico deve sempre ragionare con umiltà e con la consapevolezza che non è una persona privilegiata, ma una persona che rappresenta il popolo e deve fare gli interessi del popolo. Quindi ogni mattina, quando ogni consigliere esce dalla propria porta di casa, deve pensare che ha un mandato chiaro da parte dei cittadini, quindi lasciamo da parte le beghe politiche, ma guardiamo alla sostanza, guardiamo soprattutto al grande incarico che ci hanno dato i veneti, che è quello di portare avanti questa terra con valori, principi ed obiettivi. Quindi è un messaggio che posso dare a tutti i nuovi consiglieri: non montatevi la testa, ma state sempre con i piedi per terra e lavorate con umiltà per l'interesse di questa terra. Ecco, è un messaggio secondo me molto importante che dovrebbero ascoltare molti politici anche al di fuori del Consiglio regionale Veneto, quindi anche a livello nazionale, perché l'umiltà è fondamentale, altrimenti si rischia anche di perdere un po' quella che può essere la strada giusta per poter fare un buon lavoro per il popolo e i cittadini. Ilaria, allora per noi siamo a posto, grazie del collegamento. Naturalmente l'in bocca al lupo anche per il consigliere Finco, al quale ti chiedo di rivolgere un invito. Lo aspettiamo nei prossimi giorni, quando non avrà attività di consiglio, qui in studio al Focus TG, per raccontarci l'impressione di questi primi giorni di questa nuova legislatura. Grazie e buon lavoro. Va bene, lo farò subito. A voi buon lavoro. Torniamo in studio. Questi erano due volti, un volto nuovo e uno invece ben noto della politica regionale. Al loro primo, tra virgolette, giorno di scuola, passateci il termine, ci sarà molto da fare, ci sarà molto da lavorare. Noi saremo in collegamento poi con il Consiglio regionale dalle 13 per vedere l'insediamento, i discorsi, le votazioni. Ora però facciamo una brevissima pausa. State con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per raccontarvi cosa sta succedendo in Veneto. Oggi in Veneto succede che il Consiglio regionale eletto con la tornata di qualche settimana fa si insedia, comincia a lavorare. Lavorare oggi vuol dire eleggere il presidente, eleggere i capigruppo, fare tutta una serie di scelte strategiche che poi peseranno sul lavoro dei prossimi mesi, dei prossimi anni. Abbiamo sentito Nicola Finco della Lega e Giacomo Possamai del PD, le due grandi forze presenti in questo momento in Consiglio regionale, due visioni naturalmente diverse, due modi anche di approcciarsi diversi, perché Nicola Finco alla terza legislatura richiama i colleghi a una forma di grande responsabilità. Giacomo Possamai alla ai primi passi in Consiglio regionale, già capogruppo, quindi vedremo cosa succederà. Poi alle 13 potremo farvi vedere l'insediamento del Consiglio regionale del Veneto, e ora invece noi cominciamo a vedere quelle che sono le notizie dal Veneto. Una delle più particolari, importanti, è la visione del virologo Andrea Crisanti sul possibile, ipotetico, probabile, non sappiamo neanche come definirlo a questo punto, lockdown o comunque peggioramento importante durante gli ultimi mesi di quest'anno. L'abbiamo intervistato con la nostra redazione padovana, sentite cosa ci ha detto. Nelle migliori delle ipotesi avverrà a Natale. Secondo il professor Crisanti il lockdown potrebbe arrivare anche prima, c'è solo un modo per convivere con il virus ed è quello di ridurre al minimo la trasmissione del contagio. Mascherine meglio se chirurgico, FFP2 e tracciamento dei contatti. Importante isolare più persone possibili. L'indicatore della situazione non è il numero dei contagi, ma è il numero di isolati rispetto ai contagi giornalieri. Questa è la misura dell'efficienza del sistema
che abbiamo sul territorio per bloccare la trasmissione virale. Guardi, tipicamente una persona incontra 10-15 persone negli ultimi 5 giorni che dovrebbero essere messi in isolamento. Se lei vede quello che è successo ieri nel Veneto, abbiamo avuto 366 contagi, mi pare, e circa 650 isolati. Ora, se noi abbiamo 350 contagi, noi se avessimo un'efficienza del 100% avremmo dovuto mettere in isolamento 6.000 persone. Ora questo significa che noi stiamo mettendo in isolamento il 5% delle persone, lasciando in giro 95% di possibili contatti, di cui alcuni sicuramente contagiati. Gli effetti del DPCM si vedranno tra 2 o 3 settimane, ma in Inghilterra, spiega Crisanti, le restrizioni e le chiusure anticipate dei locali non hanno dato i risultati sperati. Anche sul trasporto serve un aumento dei mezzi e dei controlli. Al momento l'unica soluzione, secondo Crisanti, è quella di organizzare al meglio la macchina dei tamponi. A questo punto servirebbe delle direttive chiarissime sull'uso dei test, perché c'è tantissima confusione, ognuno fa come gli pare e purtroppo questi test hanno delle prestazioni che non si adattano a ogni situazione e quindi guardi, il fatto di non aver pensato mesi fa a implementare un piano di sorveglianza attiva basato sull'incremento dei tamponi e sull'incremento delle persone sul territorio per fare il tracciamento non si risolve né con i tamponi rapidi né con test fai da te, perché si rischia soltanto di creare situazioni ancora peggiori. Questa era l'intervista con Andrea Crisanti, capiremo poi quale direzione stiamo prendendo. Per capire quale direzione stiamo prendendo è indispensabile però vedere i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto ed eccoli, li vediamo assieme a voi. Questi sono arrivati poco fa, sono i dati riguardanti la situazione cristallizzata a questa mattina alle 8. Allora, 370 casi in più rispetto all'ultima rilevazione, che era stata una rilevazione un po' particolare perché sommava alcuni giorni, però diciamo che siamo in media un po' in crescita. Allora, 71 casi nuovi a Verona, 50 a Vicenza, 34 a Venezia, 6 a Treviso, 29 a Padova e poi un po' di situazioni domicilio fuori dal Veneto, assegnazioni in corso, poi Belluno e Rovigo meno colpite in queste ultime ore. I casi attualmente positivi in questo momento sono 7.608, vediamo che un po' tutte le province del Veneto vanno dai 1.000 ai 1.400 casi attualmente positivi, anche questo è un numero in moderata crescita. I negativizzati, le persone che sono risultate negative ai successivi tamponi sono 23.728, mentre le persone che hanno perso la vita con il coronavirus sia negli ospedali che fuori dalle strutture ospedaliere sono 2.237, anche qui ci sono sempre nuovi decessi da segnalare. Dall'inizio dell'emergenza 33.573 casi positivi dal 21 febbraio scorso, era un trend che si era fermato, che aveva rallentato fortemente, invece adesso è tornato un po' a correre. Vediamo però la seconda parte della tabella, perché è quella che ci fa capire la situazione nelle strutture ospedaliere del Veneto, ovvero la sanità veneta regge o non regge di fronte alle spallate del coronavirus. Andiamo subito a vedere, sono 45 le terapie intensive impegnate in questo momento, di cui 5 con pazienti negativizzati, 40 con pazienti ancora positivi. Questo è un numero in lieve crescita che ci dà l'idea che qualcosa purtroppo si sta muovendo. La gran parte di queste terapie intensive impegnate sono 7 a Padova, 4 all'ospedale di Borgo Roma a Verona, 1 a Borgo Trento a Belluno, a Borgo Trento sempre a Verona, 1 a Belluno, 4 a Mestre, 1 a Venezia, 4 a Dolo, 1 a Portogruaro San Donà, 2 a Trecenta, 1 a Campo San Piero, 4 all'ospedale di Sant'Orso, che ricordiamo è il Covid Hospital di riferimento per l'ULSS 7 Pedemontana, poi 3 a Vicenza, 4 a Legnago, nessuna a San Bonifacio. Questa è più o meno la situazione. Il numero dei ricoverati cresce, anche quello in area
non critica, sono 375, lo vedete qui, numeri importanti, soprattutto a Belluno 26 ricoverati, Padova 24, poi vediamo 23 a Mestre, quasi tutti gli ospedali hanno un numero di ricoveri simile. Le differenze quei giorni scorsi andiamo a vederle, nessuna terapia intensiva impegnata in più rispetto all'ultima rilevazione che è quella di ieri sera e un dimesso in generale in area non critica. Vediamo questi 6 in più arrivano da Villa Salus di Mestre, quindi una situazione in continua evoluzione. Ci sono invece da segnalare 4 decessi, questi sono i dati. Per capire dove stiamo andando bisognerà attendere quelli della serata, li vedremo questa sera nel telegiornale di Bassano, TG Vicenza, e avremo i dati aggiornati a questo pomeriggio per capire davvero che strada stiamo prendendo. Per capire che strada stiamo prendendo bisogna anche vedere la tabella degli isolamenti domiciliari, ed eccola qui. Allora, in questo momento in Veneto, ve la facciamo vedere grazie alla regia di Alessandro Costacurta che ci asseconda sempre in queste corse fra dati, video e informazioni di ogni genere, sono 12.972 le persone attualmente in isolamento domiciliare in Veneto, anche questo è un numero che cresce continuamente. In realtà i positivi, quindi si tratta di positivi asintomatici o che hanno sintomi così lievi da non dover essere curati in alcun modo in ospedale, sono 4.496. Sono 759 i viaggiatori, le persone che tornano per viaggi di lavoro o di piacere da regioni o paesi in cui la situazione non è ottimale, e questo è un numero invece in calo perché probabilmente stiamo perdendo tutto quello che è il ritorno dalle vacanze. Abbiamo visto quest'estate soprattutto da Croazia, dalla Spagna, dalla Sardegna, altri luoghi che erano un po' in difficoltà. I contatti, ovvero le persone che sono entrate in contatto con positivi o viaggiatori o persone a rischio, sono 7.305 e poi 412 altri. In questo momento la regione con più persone in isolamento, la provincia con più persone in isolamento è quella di Treviso, 3.025, seguita poi da Verona 2.720, 2.004 a Venezia, e Padova 1.003, Belluno 1.002, Vicenza 1.745. La zona in cui ci sono più positivi in isolamento domiciliare sono le aree di Treviso, Venezia e Verona, che sono tutte quasi a quota 1.000, quindi questo è. Con sintomi, eccolo qua. La seconda parte della tabella parla dei sintomi, 195 tra i contatti in data odierna e 1682 all'ultimo contatto telefonico. Questa è la tabella per capire, dicevamo, dove stiamo andando. Dovremo aspettare i dati di questa sera per vedere se ci sarà un altro numero simile a quello che abbiamo appena visto, oppure se il volume inizierà a scendere. Questi dati sono importanti perché poi faranno prendere a chi governa l'Italia e il Veneto delle scelte molto importanti per la vita di ognuno di noi. Noi adesso facciamo una brevissima pausa, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto oggi ci sono due notizie principali. Da una parte l'emergenza coronavirus, abbiamo appena visto i dati con 370 nuovi casi nelle ultime ore, con 12.000 e passa persone in isolamento domiciliare, per capire poi come proseguirà la situazione legata all'emergenza coronavirus questa sera nei TG Bassano, TG Vicenza, tutti i dati appena aggiornati. L'altra notizia è quella del Consiglio regionale del Veneto. Si insedia oggi il nuovo Consiglio Veneto, un Consiglio a larghissima maggioranza di centrodestra, con il presidente Luca Zaia praticamente blindato con la sua maggioranza. Abbiamo sentito però Nicola Finco, capogruppo uscente della Lega, abbiamo sentito Giacomo Possamai del Partito Democratico, due forze importanti che lavorando a volte contro, a volte anche assieme per temi importanti, decideranno il futuro di questa regione in un momento davvero molto delicato per ognuno di noi. Allora,
Continuiamo a vedere qualche servizio di quelli preparati dalle nostre redazioni. Andiamo a vedere cosa sta succedendo a Belluno, che abbiamo saputo avere qualche problema legato ad alcuni focolai. È stato addirittura chiuso un reparto dell'ospedale. Positività tra operatori del team di chirurgia. Il Covid entra al San Martino e fa tremare la sanità bellunese. Un medico, alcuni infermieri ed un paziente sono risultati contagiati dal coronavirus. Immediatamente è scattato il protocollo previsto in questi casi: tamponi a tappeto, isolamento e chiusura del reparto. Per questo motivo, oltre che un controllo immediato come previsto per quanto riguarda anche i pazienti, si è riscontrata una positività anche nell'ambito dei degenti, quindi è scattata immediatamente un'azione volta a mettere in sicurezza il reparto, intendendo i pazienti e ovviamente anche gli operatori. Per quanto riguarda l'attività chirurgica, questa viene temporaneamente sospesa per quello che riguarda le lezioni, quindi intendiamo interventi di day surgery e di quick surgery, mentre vengono garantite le prestazioni di emergenza con una riorganizzazione interna. Solo i casi urgenti dunque verranno operati a Belluno, ovviamente in altre sale operatorie. Le emergenze, come gli interventi programmati, verranno dirottati all'ospedale di Feltre. Ovviamente, avendo la chirurgia che lavora in complementarità con l'urologia e con la nefrologia, anche queste attività sono state dislocate altrove. Il provvedimento di chiusura varrà per almeno una decina di giorni. Intanto sono in corso le indagini di tracciamento dei contatti per capire da dove il focolaio sia partito. È per ipotizzare la possibilità di un contagio che è entrato dall'esterno su uno degli operatori. Però ecco, la parola definitiva, cioè la valutazione epidemiologica definitiva, sarà fatta nelle prossime ore. Passiamo anche alla cronaca, perché questa mattina c'è stato un evento atmosferico molto importante su Sottomarina. Abbiamo una serie di foto da farvi vedere, che adesso per esempio questa è la prima, questo è il centro di Sottomarina. Si parla di qualcosa di molto simile a una tromba d'aria con intensissime precipitazioni. Questa intanto è una prima foto. Adesso noi vediamo già la nostra Gabriella Basso pronta all'intervento, ma prima vi facciamo vedere qualche altra foto. Un attimo la chiedo alla regia di farci vedere. Ecco, questa è la situazione di alcuni stabilimenti sul lungomare, e vediamo cos'è successo, poi speriamo di potervi dare informazioni più precise. Allora, fra poco inizia la diretta del Consiglio regionale. Prima di andare al Consiglio regionale sentiamo Gabriella Basso da Vicenza con tutte le novità dal capoluogo iberico. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te Ferdinando e ai telespettatori di Rete Veneta. Io sono qui in ospedale al San Bortolo di Vicenza, siamo fuori davanti al reparto di malattie infettive. Sono nel tunnel che accoglie tutte le persone che vengono a fare i tamponi qui all'ospedale San Bortolo. Dietro di me c'è proprio il centro appunto di accettazione coronavirus, perché purtroppo da oggi è aperto anche il piano sopra malattie infettive, 18 posti letto, una semi-intensiva che era già stata praticamente... Devo chiederti di uscire dalla diretta, perché è iniziato il Consiglio regionale del Veneto. Abbiamo già un intervento un po' in anticipo di Ciambetti, quindi ci sentiamo dopo eventualmente. Grazie Gabriella, chiediamo scusa alla collega. Noi ora dovremo riuscire a farvi vedere dell'attività del Consiglio. Altra cosa è poterlo fare. Chiedo ai presidi, mai se tu scali, così tutti ci stanno distanziati senza mascherina, quindi se riusciamo a essere alternati. Bene, e dicevo appunto questo momento di incontro e di debriefing di fine legislatura, che come ho già avuto modo di dire è stata una legislatura assolutamente da record, vuoi per quello che appunto riguarda la durata, cosa indipendente dalla nostra volontà, ma come vedrete adesso anche dai numeri
e dalla qualità del lavoro di questa assemblea. Convocati oggi perché con la convocazione dei comizi elettorali, tra virgolette, sul referendum per riduzioni parlamentari e anche quello delle amministrative, dall'Agicom ci stanno arrivando segnali che nelle prossime ore ci arriva la comunicazione che si entra in par condicio. Par condicio che specialmente chi opera con mezzi audiovisivi è una difficoltà in più nel lavoro e che secondo me sta anche dimostrando tutta la sua inadeguatezza rispetto magari ad altri strumenti che sono subentrati dopo appunto promulgazione del par condicio. Quindi mi auguro e spero che anche a livello nazionale si metta a mano a questa cosa che crea più che altro intoppi e mette in moto clessidre o altre cose che rendono difficile il lavoro di chi appunto deve operare in questi momenti. Legislatura assolutamente produttiva. Qua vedete il numero di sedute consigliari a sinistra e lo vedete rapportato alle precedenti legislature. 258 sedute consigliari. Leggi approvate, io avevo qualche dubbio appunto che raggiungessimo numeri importanti e invece anche rispetto alle precedenti legislature, come vedete 242 leggi approvate rispetto alle 193 della scorsa legislatura, alle 152 della ottava o alle 175 della settima. Quindi vuol dire che anche dal punto di vista operativo veramente si è lavorato molto e molto bene in questi 5 anni. In sintesi, poi avrete, lo dico ai appunto rappresentanti della stampa, avrete anche queste live, ve le daremo, 264 PDL, 102 PDA. Rientriamo in studio perché questo era un test in pratica con una delle ultime sedute. Abbiamo visto stanno preparando tutto per la diretta di oggi, quindi questo era il collegamento dal Consiglio regionale del Veneto. Fra poco avremo tutte le informazioni del nuovo Consiglio. Allora, dicevamo, fra poco arriva la diretta del nuovo Consiglio regionale del Veneto. Ci sono altre informazioni di cui parlare, però noi facciamo adesso una delle ultime brevi pause prima poi di andare a vedere tutta la diretta del Consiglio. State con noi, torniamo davvero fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, fra poco saremo in diretta con la sede del Consiglio regionale del Veneto per la seduta di insediamento, nomine del Presidente, di vari capigruppo, quindi giornata molto importante. Nel frattempo però andiamo ancora a vedere cos'è successo a Sottomarina. Vediamo delle foto che ci arrivano dalla nota località balneare di Chioggia. Questo è quello che è successo poche ore fa, quella che sembra essere una tromba d'aria, perché non abbiamo ancora dati, informazioni ben precise. Si è abbattuta sul lungomare. Vediamo i danni, sembrano essere ingenti, non sappiamo ancora, ci sono anche degli allagamenti. Usciamo e rientriamo. Io man mano vi chiedo a Alessandro Costacurti regia di farci vedere le fotografie. Vediamo, ecco, per esempio questi sono gli ombrelloni dei magazzini degli stabilimenti balneari devastati dall'ondata di maltempo che si è abbattuta questa mattina su Sottomarina. Usciamo ancora.
vediamo se ci sono delle altre foto. Ecco, anche questa è molto, molto interessante, vedete quali sono i danni, insomma, distrutti, tutto quello che non era fissato, che non era di legno o cemento è stato distrutto e abbattuto. Vediamo tavoli, tavolini, tendoni, sedie, tutto all'aria. Sapremo fra poco esattamente che cos'è successo a Sottomarina. Avevamo anche alcune foto che riguardano, ecco, anche questa è molto interessante, vediamo lamiere portate via, e a questo punto non ci sono segnalati dei feriti, fortunatamente in questo momento non vengono segnalate persone coinvolte in questo disastro. Saremo più precisi poi nel seguito della nostra informazione, e sappiamo anche che ci sono stati degli allagamenti. Vediamo una foto che avevamo iniziato a vedere prima, adesso la rivediamo giusto per capire. Eccola qua, anche se c'è un dito di mezzo perché ce l'ha mandata tramite un amico nostro telespettatore. Vedete quanta acqua è caduta su Sottomarina questa mattina, quindi di sicuro qualche pian terreno, qualche garage allagato. Fra poco dovremo avere anche le informazioni dai vigili del fuoco, e sempre per quanto riguarda la cronaca, dovremmo avere un'immagine che adesso dovrebbe arrivare nei prossimi istanti, riguardante un incidente che è stato anche questo in zona Chioggia, e vediamo, eccolo qua, abbiamo questa foto che ci arriva dai vigili del fuoco. E dalle 7 i vigili del fuoco sono stati impegnati lungo la statale Romea Sant'Anna di Chioggia per il rovesciamento di un camion autoarticolato cisterna carico di sodio. L'autista è illeso, non ci sono perdite, fortunatamente, dalla cisterna carica di 25.000 litri di prodotto. I vigili del fuoco sono intervenuti dal distaccamento e da Mestre con il nucleo biologico, nucleare, chimico, radiologico. Hanno iniziato le operazioni per il travaso dell'ipoclorito di sodio su un'altra cisterna fatta arrivare sul posto. Poi si procederà al recupero di questo mezzo. Dovrebbero essere stati anche problemi con il traffico. In zona, naturalmente, i guai non vengono mai soli, quindi oltre al maltempo anche questo incidente, che poteva essere molto molto grave, invece ci risulta illeso l'autista. Allora, fra 6 minuti siamo al Consiglio regionale del Veneto in diretta per mostrarvi l'insediamento di questa nuova legislatura. Adesso facciamo l'ultimo break pubblicitario, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo pronti a collegarci con la sede del Consiglio regionale del Veneto per questa seduta di insediamento. Poi vedremo, fra poco dovrebbe iniziare, è stata convocata alle 13, capiremo se saranno puntuali o meno. Indipendentemente da questo, il nostro Focus TG va avanti, prosegue con tutte le informazioni dal Veneto. Allora, abbiamo visto ondata di maltempo su Sottomarina, poi cercheremo di avere altre informazioni. Un incidente sempre a Chioggia, in provincia di Vicenza, di un autoarticolato carico di sodio, ipoclorito di sodio, che si è ribaltato, fortunatamente illeso l'autista, nessun danno neanche di natura poi ambientale, perché non c'è stato sversamento del contenuto della cisterna. Noi continuiamo a parlare di coronavirus, di emergenza, ma anche di quello che è successo con la cosiddetta app Immuni, perché la nostra redazione di Padova si è occupata di questo problema tecnico relativo al fatto che non sarebbero stati caricati i dati degli utenti per un periodo abbastanza lungo. Vediamo il servizio. Da mesi la richiesta è chiara: scaricare l'app Immuni è fondamentale nella lotta alla diffusione del coronavirus. La scoperta, portata alla luce dal Corriere del Veneto, dell'impossibilità per un cittadino della regione di segnalare la sua positività al virus in modo da avvertire chi gli è stato vicino del rischio potenziale, fa scattare numerosi campanelli d'allarme. È una notizia grave e preoccupante. Più di 500.000 veneti in queste settimane hanno scaricato questo strumento, questa applicazione, pensando di fare una cosa importante per tutelare la salute propria e quella degli altri.
Il fatto che non si sia ancora messo in moto tutto il sistema sta esponendo molte persone anche ad un rischio di salute. Non resta solo la CGIL nel coro di proteste del mondo politico e civile. Il sistema, a quanto spiegato dalla Regione in queste ore, dovrebbe essere operativo. Il problema riscontrato era legato all'iniziale esclusione del Veneto dalle regioni in cui l'app Immuni era partita in via sperimentale. La piattaforma è pronta, assicurano dalla Direzione Prevenzione di Venezia. Visti anche i numeri del contagio e la situazione, le proiezioni che ci disegnano una prospettiva molto preoccupante, bisogna fare di tutto per rilanciare la strategia di contenimento del virus. L'app Immuni è uno strumento fondamentale di tracciamento. E ora, sempre sull'emergenza coronavirus, vediamo la situazione nell'Ovest vicentino, dove sembra esserci un focolaio abbastanza importante. Il coronavirus sembra aver preso di mira l'Ovest vicentino, dove crescono rapidamente i contagi. Cornedo Vicentino, Chiampo, Valdagno ed Arzignano sotto pressione. Se il primo cittadino di Cornedo Vicentino, Francesco Lanaro, solo lo scorso fine settimana dichiarava: questa settimana, oggi, venerdì 9 ottobre, registriamo 31 casi. Ebbene, nel giro di 4 giorni i casi sono diventati 46 ed un'altra classe della scuola materna è in quarantena dopo la positività di un bambino. Il piccolo comune dell'Alto Vicentino dall'inizio dell'anno scolastico ha avuto ben 4 classi in quarantena. A Chiampo, dopo il caso Ceodo, centro diurno per disabili, conta 35 casi positivi, mentre ad Arzignano, la seconda ondata del Covid, conta 60 casi, 21 negativizzati, 39 positivi, 2 ricoverati. Nella sola giornata di martedì sono stati 6 nuovi casi. Anche qui, dopo la scuola media Zanella, si registra un altro positivo alle elementari di Villaggio Giardino. Covid che ferma anche l'attesa Fiera dei Santi di Arzignano. Purtroppo in questo strano anno le normative cambiano da una settimana all'altra e con l'aggiornamento di ieri non è più possibile sviluppare la manifestazione. La curva sale fa preoccupare, tanto che lo stesso Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia e Virologia dell'Università di Padova, parla di lockdown. Nelle migliori delle ipotesi avverrà a Natale, che è una cosa diversa, perché guardi, l'indicatore della situazione non è il numero dei contagi, ma è il numero di isolati rispetto ai contagi giornalieri. Questa è la misura dell'efficienza del sistema che abbiamo sul territorio per bloccare la trasmissione virale. Noi stiamo mettendo in isolamento il 5% delle persone, lasciando in giro il 95% di possibili contatti, di cui alcuni sicuramente contagiati. E ora, sempre in questo tema, ma le ricadute di questa emergenza sulle categorie economiche. Ne abbiamo parlato con il prefetto di Treviso. Abbiamo dovuto annullare gli eventi di questa settimana, delle prossime settimane, e abbiamo visto comunque dei grandi annullamenti anche per il mese di dicembre, con tutte le cene aziendali che ovviamente le aziende stanno un po' tirando indietro. Noi come azienda abbiamo subito un calo di fatturato di circa dell'85%, nel senso che avevamo una previsione di fatturato di arrivare a 1,5 milioni a livello di business plan quest'anno, e se ne fatturiamo 200.000 siamo veramente bravi. Noi abbiamo già perso oltre il 70% di fatturato e non è un lavoro secondario il nostro, per il fatto che noi abbiamo dei dipendenti in cui hanno famiglia e figli a carico. La rabbia è ancora tanta, ora si tratta di attendere. Il problema è capire quanto. Le imprese del settore eventi nel pomeriggio dal prefetto per chiedere una deroga di almeno un mese alle limitazioni del nuovo DPCM, e da Maria Rosaria Laganà è arrivata un'apertura con la promessa di una circolare esplicativa da Roma che dovrebbe poter dare respiro alle aziende del settore. Sono giorni difficilissimi, proprio quando il sipario pareva rialzato, proprio quando si pensava di poter tirare un sospiro di sollievo dopo un'annata devastante, è arrivato il triplice fischio finale dell'arbitro Giuseppe Conte. Fine partita. Succede quando il proprio lavoro ruota attorno a feste, cerimonie, intrattenimenti, matrimoni, ovvero il bersaglio del nuovo DPCM che, oltre a imporre le chiusure di bar e ristoranti alle 24, la sosta in piedi davanti ai locali, esige il limite di 30 persone proprio agli eventi. Si ha
dato la mazzata finale, in quanto avevamo le ultime serate, gli ultimi lavori da fare, perché poi i mesi a venire sono mesi pieni di incertezza. Il numero di 30 persone per noi è un'esagerazione, è troppo basso, perché se la location, il protocollo Covid permette 100 persone, è giusto che 100 persone ci stiano dentro, perché rispettano tutti i protocolli. Ci troviamo davanti ad un evento aziendale che può essere gestito con 200 persone e un evento privato che deve averne 30. Nella stessa sala magari dell'evento privato di 30 persone, non so, un pranzo di matrimonio, magari ci possono essere altre 50-60 persone a pranzo tranquillamente tra di loro. Sono cose che non stanno in piedi. Incongruenza recepita dal prefetto nel vertice. Il tema è già stato posto a Roma e la promessa è che a breve arriverà la circolare che consenta di poter lavorare con limitazioni probabilmente diverse. Ma i tempi sono stretti, ci sono eventi fra pochi giorni e potrebbe non bastare, facendo riesplodere una rabbia già vista ai tempi del lockdown. Allora, vediamo che andiamo in diretta dal Consiglio regionale del Veneto, potete vedere che il cartello che campeggia in questo momento è seduta sospesa, probabilmente si sta cercando la quadra sulle ultime disposizioni, anche perché bisognerà fare le nomine importanti del Presidente del Consiglio, di quelli che sono poi i capigruppo. Ci sono molte cose da decidere, ricordiamo che quello che viene deciso oggi avrà un peso importante nei prossimi mesi e naturalmente la seduta di oggi, secondo alcune fonti, è molto importante perché ci saranno poi da fare le cosiddette surroghe dei consiglieri, ovvero i consiglieri che Zaia prenderà per portarli con sé dall'altra parte del Canal Grande di Venezia, da Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio, a Palazzo Balbi, sede della Regione, dovranno essere sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive liste delle varie zone, quindi c'è molto lavoro da fare. Vedremo poi questa notizia della giunta di Zaia, se arriverà oggi, se arriverà domani, se ci vorrà qualche altro giorno per conoscere la lista dei nuovi assessori del governo della regione. Allora, vediamo che per quanto riguarda la seduta del Consiglio regionale siamo ancora sospesi, tra virgolette, quindi noi proseguiamo con la nostra informazione, continuiamo con il nostro Focus TG, ogni tanto andiamo a vedere se inizia la seduta, questa seduta che stiamo aspettando da qualche ora ormai del Consiglio regionale del Veneto, e andiamo a vedere una cosa molto importante che è successa a Bassano del Grappa. È una vicenda che la nostra emittente sta seguendo da molto tempo, ce ne siamo occupati molte volte, e sono proprio i servizi di Rete Veneta sulla centralina di via Pusterla, ovvero un'area sul Brenta a poche decine di metri dal Ponte Vecchio. Sono i nostri servizi, dicevamo, che hanno portato la sovrintendenza ai beni archeologici a scrivere al comune dicendo: ma sta succedendo qualcosa in quell'area che noi non sappiamo. Il comune poi ha risposto con tutta la documentazione del caso e ieri sono stati apposti i sigilli all'area di cantiere che è stata sequestrata. Ecco il servizio. Mercoledì 14 ottobre alle 16 è stato posto il cartello, il sequestro giudiziario del cantiere dove stanno lavorando per la costruzione della tanto discussa centralina idroelettrica sul fiume Brenta a ridosso del Ponte Vecchio. Corsi e ricorsi, alti e bassi, una vicenda che sembra infinita, eppure oggi presenti sul posto 2 militari del nucleo tutela patrimonio artistico e culturale da Venezia, assieme ai carabinieri di Bassano e assieme a un esponente della sovrintendenza da Verona. Quindi adesso il sigillo è stato posto, il cartello, il cantiere è stato sequestrato e le persone all'interno devono portare fuori tutti i mezzi, deve essere liberato il tutto appunto per rispettare questo sigillo importante.
importante per tutta la città. Peccato che a muoversi non sia stato chi deve tutelare Bassano e i suoi bassanesi, ossia la sindaca Elena Pavan, ma si sia mossa direttamente la sovrintendenza di Verona per bloccare i lavori nel cantiere della centralina di via Pusterla. Anticipando la prima cittadina, proprio la sovrintendenza veronese ha chiesto l'intervento immediato dei militari del nucleo tutela beni artistici e culturali da Venezia, appena preso dal nostro TG la notizia dei lavori in corso. Un lungo sopralluogo durante il quale è stata visionata con estrema cura l'intera area, mentre le ruspe erano ancora al lavoro. Poi il silenzio. E la decisione di porre il sigillo di sequestro dell'area, dell'amministrazione che si può... Allora, dobbiamo interrompere il servizio perché è iniziata la seduta, poi lo rivedremo dopo. Sono iniziati i lavori, vediamo anche il presidente Zaia già in aula, quindi vi lasciamo alla prima seduta di questo nuovo Consiglio. E nella pubblica amministrazione. Esponente di spicco del cattolicesimo democratico veneto, ispirato al pensiero sociale della Chiesa, uomo delle istituzioni e membro del Partito Democratico, di cui fu uno dei primi punti di riferimento del Padovano, oltre che nella nostra regione, in un impegno che lo vide formarsi nell'azione cattolica prima di approdare nella democrazia cristiana e quindi nella Margherita. Figura chiave della minoranza a Palazzo Ferrofini, ma soprattutto un galantuomo. Io che l'ho conosciuto assieme a quanti con lui in quest'aula hanno condiviso tanti momenti, lo ricordo per la competenza e l'intelligenza. Alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi colleghi di partito, il nostro personale cordoglio. Diamo inizio alla prima seduta della 11ª legislatura del Consiglio regionale del Veneto. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del regolamento consiliare, comunico la composizione del Consiglio regionale a seguito della proclamazione effettuata dal competente ufficio elettorale, come da verbale della Corte d'Appello del giorno 6 ottobre 2020, rettificato con i verbali del 9 e del 12 ottobre 2020. Presidente eletto, dottor Luca Zaia. Arturo Lorenzoni, candidato presidente con numero di voti immediatamente inferiore al candidato proclamato presidente. Consiglieri: Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, Fabiano Barbisani, Zaia Presidente, Roberto Bert, Zaia Presidente, Anna Maria Bigon, Partito Democratico, Simona Bisaglia, Zaia Presidente, Fabrizio Boron, Zaia Presidente, Giampaolo Enrico Bottacin, Zaia Presidente, Alberto Bozza, Forza Italia, Sonia Prescacin, Zaia Presidente, Francesco Calzavara, Zaia Presidente, Vanessa Carmani, Partito Democratico, Federico Caner, Lega Salvini, Elisa Carinato, Zaia Presidente, Giulio Centenaro, Zaia Presidente, Silvia Cestaro, Zaia Presidente, Roberto Ciambetti, Zaia Presidente, Cristiano Corazzari, Lega Salvini, Enrico Corci, Lega Salvini, Elisa De Berti, Lega Salvini, Marco Dolfin, Lega Salvini, Elena Donazzan, Fratelli d'Italia, Marzio Faver, Lega Salvini, Nicola Ignazio Finco, Lega Salvini, Nazareno Gerolimetto, Zaia Presidente, Stefano Giacomin, Zaia Presidente, Cristina Guarda, Europa Verde, Manuela Lanzarin, Lega Salvini, Silvia Maino, Zaia Presidente, Roberto Marcato,
Lista Veneta Autonomia, Daniele Polato, Fratelli d'Italia, Giacomo Possamai, Partito Democratico, Tommaso Razzolini, Fratelli d'Italia, Filippo Rigo, Zaia Presidente, Silvia Risotto, Zaia Presidente, Luciano Sandomà, Zaia Presidente, Francesca Scatto, Zaia Presidente, Enoch Soranzo, Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia, Alessandra Sponda, Zaia Presidente, Stefano Valdegamberi, Zaia Presidente, Elisa Venturini, Forza Italia, Alberto Villanova, Zaia Presidente, Andrea Zanoni, Partito Democratico, Marco Zecchinato, Zaia Presidente. Presidente del Consiglio regionale. Elezione del Presidente del Consiglio regionale che a norma dell'articolo 36 dello Statuto e dell'articolo 4 del Regolamento avverrà a scrutinio segreto con schede. Qualche consigliere vuol proporre dei nominativi? Silvia Rizzotto, la parola. Grazie. Volevo proporre il collega Roberto Ciambetti. Sì, in questo primo scrutinio è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio, 34 voti. Conformemente alla prassi relativa alle precedenti votazioni, la chiamata sarà effettuata secondo l'ordine alfabetico. Invito al mio fianco per svolgere le funzioni di segretari i 2 consiglieri più giovani, Alessandra Sponda e Tommaso Razzolini. Qua. Chiedo ai commessi di distribuire le schede di votazione. Per agevolare le operazioni di voto invito ciascun consigliere ad avvicinarsi al banco della Presidenza seguendo il proprio turno di votazione per depositare la scheda nell'apposita urna. Indico la votazione per il primo scrutinio per l'elezione del Presidente del Consiglio regionale. Invito quindi il consigliere e segretario Alessandra Sponda ad effettuare la prima chiamata e se ce ne fosse la necessità anche la seconda. Al termine delle chiamate lo spoglio delle schede avverrà subito dopo in seduta pubblica. Adesso fa la risposta. Cominciamo da Baldin. Erika Baldin ha votato. Barbisan. A quel punto ti ho detto un ottimo segnale perché avevo canale 1 su una cassa. Ti c'è canale 1 non sta parlando. Barbisan ha votato. Canale 1. Beck. E a quel punto ti butto sempre Roberto Beck ha votato. Bigon. Anna Maria Bigon ha votato. Bisaglia. Simona Bisaglia ha votato. Goron. Fabrizio Boron ha votato.
Bottacin. Giampaolo Bottacin ha votato. Bozza. Alberto Bozza ha votato. Pronto? Brescacin. Vabbè, no, basta saperlo. Sonia Brescacin ha votato. Calzavara. Francesco Calzavara ha votato. Sonia Brescacin. Camani. Vanessa Camani ha votato. Caner. Federico Caner ha votato. Cavinato. Elisa Cavinato ha votato. Centenaro. Giulio Centenaro ha votato. Cestaro. Silvia Cestaro ha votato. Ciambetti. Roberto Ciambetti ha votato. Corazzari. Cristiano Corazzari ha votato. Corsi. Enrico Corsi ha votato. De Berti. Elisa De Berti ha votato. Dolfin. Marco Dolfin ha votato. Donatsan. Favero. Marzio Favero ha votato. Finco. Nicola Ignazio Finco ha votato. Gerolimetto. Nazareno Gerolimetto ha votato. Giacomin. Stefano Giacomin ha votato. Guarda. La scheda. Cristina Guarda ha votato. Lanzarin.
Manuela Lanzarin ha votato. Lorenzoni, Arturo Lorenzoni ha votato. Maino, Silvia Maino ha votato. Marcato, Roberto Marcato ha votato. Micheletto, Gabriele Micheletto ha votato. Montanariello, Jonathan Montanariello ha votato. Ottanel, Elena Ostanella ha votato. Piccinini, Thomas Piccinini ha votato. Colato, Mi ha detto bene che 2 minuti prima che andiamo a Reggio per 3 minuti iniziamo. No, nessuno. Daniele Polato ha votato. Possa mai, Giacomo Possamai ha votato. Razzolini, Tommaso Razzolini ha votato. Rigo, Filippo Rigo ha votato. Rizzotto, Silvia Rizzotto ha votato. Sandonà, Luciano Sandonà ha votato. Scatto, Francesca Scatto ha votato. Soranzo, Enoch Soranzo ha votato. Speranzon, Raffaele Speranzon ha votato. Sponda, Alessandra Sponda ha votato. Aldegamberi, Stefano Valdegamberi ha votato. Venturini, Era di cosa Valdegamberi?
Tana Di Pietro, Valdegamberi. Lisa Venturini a votato. Villanova. Dopo si andrà con Forza Italia, si andrà con la Forza Italia. Alberto Villanova ha votato. Zaia. Luca Zaia ha votato. Zanoni. Sì. Zanoni ha votato. Zecchinato. Marco Zecchinato ha votato. Zoppi. No, chiedo di tornare, così che non ha fatto. Ma domani. Francesca Zottis ha votato. Lei deve via domani. Siamo alla seconda chiamata, Donatan Elena. La Donatan ha votato. Procediamo allo scrutinio. Io direi 36. Voi? Direi 36. Prende 36. Ciambetti, Ciambetti, Bianca, Bianca, Ciambetti, Bianca, Ciambetti, 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 Bianca, Ciambetti, Roberto Ciambetti, 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 Bianca, Bianca, Roberto Ciambetti, Bianca, Bianca, Ciambetti, 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 Bianca, Bianca, Ciambetti, Ciambetti, Bianca, Ciambetti, 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 Ciambetti,
Ciambetti, Bianca, Ciambetti, 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 Bianca. Bianche sono risultano 13. 13, quindi vuol dire 4 di maggioranza. No, 3 di maggioranza. Scusate, magari risultano 37 più 13 per 50, devono essere 50. Non avrà votato Zaia. No, non ho votato. Lui non si è votato? Allora cosa ha votato? Scusa, no, ha votato. Doveva venire fuori Bianca? No, doveva votato. Manca la scheda. Vediamo che sono. Non ha letto la scheda bianca. A me risultano 13 bianche. Non le ho contate. Tu le hai contate? 37 sì. 37 Ciambeschi e 13 bianche. Ma con voto. Sì. Ecco il risultato. Presenti 51, votanti 51, schede bianche 14, Roberto Ciambetti 37, Presidente eletto Roberto Ciambetti. E 4 di No, la può dire presto. Perché avevate quelli che non ci sarebbero? Signori, signor Presidente, colleghe e colleghi, vi ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata. Non mi nascondo che l'impegno e lo sforzo che questa Assemblea dovrà affrontare in un momento storico drammatico e segnato in questi mesi non solo dall'emergenza medico-sanitaria che va acuendosi, ma anche e soprattutto dalla crisi economica ed occupazionale, determinerà una forte domanda di servizi e assistenza sociale. Non saranno giorni facili e credo che sia giusto iniziare questa legislatura con un pensiero grato al mondo della sanità veneta, al Presidente Luca Zaia e al Sole Lanzarin, che hanno gestito in maniera ottimale l'emergenza sanitaria fino ad oggi. Come dobbiamo ricordare la realtà economica, imprese, sindacati, lavoratori e quanti sono impegnati a mantenere elevati livelli occupazionali e capacità produttiva del nostro tessuto economico. Non possiamo in questo momento far sì che le misure e le emergenze sanitarie vengano usate appunto per giustificare scelte e svolte tese a erodere il restringimento massimo dei tradizionali poteri affidati alle assemblee legislative. Per questo chiedo all'Aula di guardare al futuro con lungimiranza e affrontare i nuovi tempi con occhi nuovi. La globalizzazione e tutti i fenomeni contemporanei hanno bisogno di una nuova politica, capace di operare in tempi rapidi, una politica che abbandoni antichi costumi e moderni vizi, primi fra tutti l'incompetenza, l'insulto, l'invettiva infondata. L'arma con cui possiamo arginare la tendenza accentratrice del neocentralismo burocratico è quella dell'autonomia prevista dalla Carta Costituzionale. Autonomia richiesta dalla stragrande maggioranza dei veneti, autonomia che porta le istituzioni fra i cittadini e che non a caso, pur prevista nella Costituzione, trova eccezionali resistenze nell'alta burocrazia, come nei poteri che condizionano occultamente la vita della nazione. L'autonomia e il regionalismo sono la chiave di volta per modernizzare l'intero Paese. L'autonomia e il regionalismo non pongono il Veneto
né contro lo Stato né contro le altre regioni. Non sono l'arma disgregatrice dell'unità nazionale, ma incarnano il nuovo patto di rinascita tra territori e Stato, proiettando la nostra regione in quell'Unione Europea che vede nelle regioni interlocutori fondamentali e imprescindibili per l'attuazione delle politiche comunitarie e per l'uso delle risorse comuni, anche e non da ultimo nel caso dei fondi stanziati per il rilancio dell'economia post-Covid. La mia speranza è che questa legislatura veda impegnato il Consiglio regionale a promuovere e approvare quelle leggi che daranno sostanza a quel nuovo patto, a quel progetto autonomista e regionalista che verrà concordato fra Regione e Governo. Signor Presidente, la 10ª legislatura le affidò fiduciosa l'incarico di affrontare il confronto con il Governo, la fase di messa a punto del referendum. Tutti abbiamo visto i formidabili e spesso pretestuosi ostacoli che sono stati opposti, come tutti abbiamo visto l'impegno che è stato da lei profuso assieme ai tecnici ed esperti che l'hanno affiancata. Come Consiglio attendiamo fiduciosi e saremo pronti a svolgere il nostro dovere, che aprirà una nuova fase nella storia del regionalismo italiano. Abbiamo davanti un compito storico al quale non ci sottrarremo. Il cittadino ha investito la sua fiducia in noi tutti. Non dobbiamo sottovalutare le sue aspettative e le speranze che hanno risposto in noi. Per la prima volta, dopo anni, abbiamo assistito ad una ripresa della partecipazione al voto. È un segnale chiaro di attenzione alla nostra istituzione, è un segnale che va coltivato e che mi spinge a chiedere al Consiglio di essere più presente sul territorio, più attivo sul decentramento, più partecipe e attento ad ascoltare le istanze promosse dagli attori sociali, culturali ed economici. A chi verrà chiamato a fare l'assessore e dovrà quindi lasciare il suo ruolo di consigliere, chiedo di rispettare al meglio l'attività di sindacato e di controllo del Consiglio, partecipando alla vita del Consiglio regionale, dalle sedute consigliari alle commissioni, rispondendo in tempi brevi alle interrogazioni e interpellanze promosse ai consiglieri. Se è pur vero che molte iniziative sindacali sono strumentali e meramente polemiche, altrettanto sgradevole sono i ritardi abnormi nelle risposte. Mi sia permesso un pensiero particolare, un augurio di buon lavoro a tutti i rappresentanti del mondo dell'informazione, che sta vivendo una fase particolarmente difficile in Veneto, come nel resto d'Italia, mancando un'informazione corretta, vagliata attraverso l'etica professionale, che solo il giornalista può garantire, viene meno un elemento portante della democrazia. E credo che noi tutti si debba guardare con estrema prudenza e preoccupazione a questo scenario dalle prospettive veramente pesanti. Per quanto mi riguarda, cercherò assieme all'ufficio di presidenza di tutelare gli interessi e le prerogative dell'intera Assemblea e di essere imparziale, ma ciò non significa che io rinunci ad esprimere le mie posizioni personali sia in quest'Aula come altrove. Chiudo questo mio intervento con un ricordo personale, non senza un pensiero all'Assemblea regionale della Calabria e al popolo calabrese colpiti dalla scomparsa della Presidente Giole Santelli. Per me la 10ª legislatura si è chiusa con la morte di Claudio Sinigaglia, tenace e duro oppositore, ma leale uomo delle istituzioni. Quando dico che ci mancherà è perché sono convinto che sono rari uomini e donne di tale tempra, senso delle istituzioni, cultura e profondissima umanità come il consigliere Sinigaglia. La mia speranza è che noi tutti si possa essere alla sua altezza e, lavorando per il bene comune, onorare veramente la sua memoria e la memoria di quanti nei 50 anni del Consiglio regionale del Veneto hanno con onestà e passione cercato di fare il bene della nostra terra. Il popolo veneto sta vivendo ore drammatiche e difficili. La promessa che faremo quanto è nelle nostre possibilità per ritornare a vivere, amare, lavorare, studiare serenamente in sicurezza sanitaria ed economica. A voi tutti un auspicio di una stagione ricca di esperienze positive, un augurio di buon lavoro. Grazie ancora per la fiducia. Grazie. Adesso passiamo alle elezioni dei vicepresidenti del Consiglio regionale. Proposte? Roberto Marcato, prego. Grazie Presidente, propongo Nicola Ignazio Finco. Olato. Grazie Presidente, mi permetta
possibile una piccola riflessione sulla proposta del consigliere Marcato sull'ordine dei lavori, visto che c'è stata la votazione del Presidente. Dovrebbe fare una proposta, non siamo sull'ordine dei lavori ma siamo in fase di votazione. In merito alla proposta una piccola riflessione del gruppo politico per l'Italia. Purtroppo mi dispiace. Grazie. Grazie a lei. Altre proposte? Sono 2 vicepresidenti. Collega Lorenzoni, prego. Grazie Presidente, io vorrei proporre il nome di Francesca Zottis per la rappresentanza dell'opposizione. Abbiamo 2 proposte, Finco e Zottis. Iniziamo con la distribuzione delle schede. Ed è stata Iniziamo con la chiamata, grazie. Iniziamo la chiamata. Aspetta un attimo che sono ancora in fase di distribuzione, un attimo solo. Se volete venire a fare il riprese del voto adesso, sì, uno alla volta. No, vengono a fare le riprese in aula del voto. Baldin. Sì. Il discorso del Presidente ve lo faccio arrivare. Sì, grazie. Erika Baldin ha votato. Barbisan. Fabiano Barbisan ha votato. Bet. Roberto Bet ha votato. Vigon. Anna Maria Bigon ha votato. Bisaglia. Simona Bisaglia ha votato. Boron. Fabrizio Boron ha votato. Bottacin. Giampaolo Bottacin ha votato. Bozza. Alberto Bozza ha votato. Brescacin. Sonia Brescacin ha votato. Calzavara. Francesco Calzavara ha votato. Camani. Vanessa Camani ha votato. Caner. Federico Caner ha votato. Cavinato. Elisa Cavinato ha votato. Centenaro. Giulio Centenaro ha votato. Cestaro. Silvia Cestaro ha votato. Ciambetti. Roberto Ciambetti ha votato. Corazzari. Cristiano Corazzari ha votato.
Orsi. Enrico Orsi ha votato. De Berti. Elisa De Berti ha votato. Dolfin. Dolfin ha votato. Donazzan. Elena Donazzan ha votato. Pavero. Marzio Favero ha votato. Finco. Nicola Ignazio Finco ha votato. Gerolimetto. Lazzareno Gerolimetto ha votato. Giacomin. Stefano Giacomin ha votato. Guarda. Cristina Guarda ha votato. Lanzarin. Manuela Lanzarin ha votato. Lorenzoni. Arturo Lorenzoni ha votato. Maino. Silvia Maino ha votato. Marcato. Roberto Marcato ha votato. Micheletto. Gabriele Micheletto ha votato. Montanariello. Jonathan Montanariello ha votato. Ostanel. Elena Ostanel ha votato. Piccinini. Thomas Piccinini ha votato. Colato. Daniele Colato ha votato. Possa mai. No, vuol dire non è che possono fidanzarsi, tanto Giacomo Possamai ha votato. Razzolini. Tommaso Razzolini ha votato. Rigo. Filippo Rigo ha votato. Rizzotto. 15 secondi perché non ci dobbiamo fare collegamento dal cellulare. Silvia Rizzotto ha votato. Sandolan. Hanno deciso di seguire la scaletta, ci sono coccati le votazioni, c'è 15 secondi. Luciano Sandolan ha votato. Scatto.
Il discorso di Ricciardi. Francesca Scatto ha votato. Soranzo. Enoch Soranzo ha votato. Speranzon. Raffaele Speranzon ha votato. Sponda. Non so se mi mettono in io resto qua. Alessandra Sponda ha votato. Ma poi c'è Fabio. Valde Gamberi. Stefano Valdegamberi ha votato. Venturini. Elisa Venturini ha votato. Villanova. Alberto Villanova ha votato. Zaia. Luca Zaia ha votato. Zanoni. Andrea Zanoni ha votato. Zecchinato. Marco Zecchinato ha votato. Zottis. Francesca Zottis ha votato. Tutti i consiglieri hanno votato. Finco, Zottis, Finco, 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 Bianca, Finco, Bianca, Finco, Zottis, Finco, 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 Zottis, Zottis, Finco, Finco, Zottis, Bianca, Bianca, Finco, Bianca, Zottis, Finco, 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 Bianca,
Pinco, 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 Zottis, Zottis, Pinco, 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 Zottis. Finite le schede. Zottis non vota in nero. Potrebbe essere il suo. E scusami, perché gli altri sono 6 allora? 5 di Fratelli d'Italia e la sua. Come mettiamo? Che sia stata con il Signore? Credo. Allora, 36 voti Finco, 9 Zottis che risultano eletti come vicepresidenti del Consiglio regionale del Veneto, che invito ad accomodarsi sui banchi dell'ufficio di presidenza. Bene, passiamo al punto numero 4, elezione dei segretari del Consiglio regionale. Proposte? Giacomo Possamai, prego. Per le minoranze propongo come consigliere segretario Erika Baldini. Una che distanza. Rizzotto. E propongo la collega Alessandra Sponda. La Sponda, scusate. Quella di Verona che ha preso... No. Cioè quando piano praticamente lascia un momento nella portata. La Sponda è quella di Verona. Sì, quella che ce l'ho fatta proprio. Quella che ha preso il posto di qualcuno, giusto? Girando, esatto. Deve per arrivare subito all'ufficio di presidenza. Deve avere qualche sponsor perché... Alessandra Sponda. Molto vicino molto verso l'intervento della Presidenza. Consigliere segretario, prego. Baldin. Sono qua. Erika Baldin ha votato. Barbisan. Fabiano Barbisan ha votato. Bet. Roberto Betta ha votato. Bigon.
Anna Maria Bigoni ha votato. Bisaglia, Simona Bisaglia ha votato. Boron, Fabrizio Boron ha votato. Bottacin, Giampaolo Bottacin ha votato. Bozza, È stata candidata sindaco. Alberto Bozza ha votato. Brescacin, Sonia Brescacin ha votato. Calzavara, Francesco Calzavara ha votato. Camani, Vanessa Camani ha votato. Caner, Federico Caner ha votato. Cavinato, Elisa Cavinato ha votato. Centenaro, Fulvio Centenaro ha votato. Cestaro, Taro ha votato. Ciambetti, Roberto Ciambetti ha votato. Corazzari, Cristiano Corazzari ha votato. Corsi, Enrico Corsi ha votato. Severdi, Sì, e tutti e tre abbiamo detto 13. C'è lo sport che era che scontinavano, si vede che non si gira. Elisa Zeberti ha votato. Dolfin, Marco Dolfin ha votato. Donazan, Elena Donazan ha votato. Favero, Marzio Favero ha votato. Finco, Nicola Inazio Finco ha votato. Gerolimetto, Lazzareno Gerolimetto ha votato. Giacomin, Stefano Giacomin ha votato. Guarda, Cristina Guarda ha votato. Lanzarin, Manuela Lanzarin ha votato. Lorenzoni, Arturo Lorenzoni ha votato. Maino, Silvia Maino ha votato. Marcato,
Roberto Marcato, avvocato. Micheletto. Gabriele Micheletto, avvocato. Montanariello. Jonathan Montanariello, avvocato. Ostanel. Elena Ostanel, avvocato. Piccinini. Avvocato. Olato. Daniele Polato, avvocato. Possamai. Ma credo anche lui la maniera ma penso di sì. Giacomo Possamai, avvocato. Razzolini. Tommaso Razzolini, avvocato. Rigo. Filippo Rigo, avvocato. Rizzotto. Silvia Rizzotto, avvocato. Sandonà. Luciano Sandonà, avvocato. Scatto. Francesca Scatto, avvocato. Soranzo. Enoch Soranzo, avvocato. Speranzon. Raffaele Speranzon, avvocato. Sponda. Alessandra Sponda, avvocato. Valdegamberi. Stefano Valdegamberi, avvocato. Venturini. Elisa Venturini, avvocato. Villanova. Alberto Villanova, avvocato. Zaia. Luca Zaia, avvocato. Zanoni. Andrea Zanoni, avvocato. Zecchinato. Marco Zecchinato, avvocato. Zottis. Francesca Zottis, avvocato.
Sono qui consiglio, ma mando qualcosa, io lo dico a Antonio che te mando. Baldin, Sponda, Baldin, Sponda, 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 Baldin, Bianca, Sponda, Sponda, Baldin, Bianca, Baldin, Sponda, Bianca, Sponda, Sponda, Baldin, Sponda, Baldin, Sponda, 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 Bianca, Sponda, Baldin, Sponda, Baldin, Sponda, 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 Bianca, Sponda, 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 Baldin, Baldin, Sponda, 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 Baldin, Sponda, no, più volte da Baldin. Baldin. 13. Ancora lì in fondo. Come? No, alla destra. Vicino alla zona. Sul banco di presidenza. Banco di presidenza. Scusa. A me risultano 3. Chi è che li ha contati? 13. A me risulta 13, 32 e 5. 13 e 32, 4 ma bianche. No, 5 bianche. Allora, 51 presenti, 51 votanti, 33 Sponda, 13 Baldin, vengono elette come consigliere segretarie le colleghe Baldin e Sponda. Ringrazio il collega Razzolini per il supporto dato e buon lavoro anche a te. La Sponda viene in maggioranza, la Baldin va in minoranza. 33, 25. Allora, termina così la seduta di insediamento, che è una seduta un po' particolare, e ci rivedremo nei prossimi giorni per il secondo passaggio, che sarà la presentazione della Giunta e l'illustrazione
del documento del Presidente. Grazie colleghi, buon lavoro a tutti e ne abbiamo bisogno. Prego. Ci facciamo chiamare.